La strage della Marmolada. A causa delle alte temperature, un enorme seracco di ghiaccio si stacca e travolge le cordate sulla via normale per la cima. Sono 6 le vittime accertate al momento, ma ci sono anche 10 dispersi e 8 feriti, di cui 2 gravi. È difficile riconoscere i corpi. Il racconto del cameriere del rifugio Castiglioni, che dice: un boato ed è venuto giù tutto, ho visto subito che lì c'erano delle persone. E questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è il 4 luglio 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia di oggi riguarda il disastro, la tragedia avvenuta sulla Marmolada nella giornata di ieri. La notizia è su tutti i quotidiani del giorno e sulle prime pagine non solo dei quotidiani locali. Abbiamo visto il titolo del Gazzettino, ve l'ho letto poco fa. Sfogliamo le pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, che parlano di vite travolte da una valanga di ghiaccio. Il crollo di un seracco investe la via normale per la vetta, spazzate via 2 cordate di alpinisti, estratti appunto, come abbiamo capito, 6 corpi, 9 persone ricoverate, tra cui 2 gravissime e una quindicina i dispersi. Ci sono le foto naturalmente che sono impressionanti, su internet circolano numerosi video dell'accaduto. La testimonianza di Bressan, a capo del soccorso alpino della Marmolada per 30 anni, che dice e racconta che da qualche giorno qui, cioè lì sulla Marmolada, è tutto un crepaccio e un torrente, blocchi grandi come automobili in picchiata per 2 chilometri. Una testimonianza simile a quella di Carlo Budel, gestore di Capanna Punta Penia, che dice: la Marmolada andava chiusa da giorni, sento torrenti sotto il ghiaccio, quindi dovevano essere vietati gli accessi alla vetta. Questo è il giorno più brutto della mia vita, ma è anche una tragedia annunciata, dice Budel, che aggiunge: alcuni dei morti li conoscevo, uno era un mio amico, faceva la guida alpina, con lui c'erano 3 ragazzi. I soccorsi sono partiti con 5 elicotteri, squadre del CNSAS e unità cinofile, ricerche interrotte nel pomeriggio. Stamattina si valuta come ripartire. Impossibile trovare altri superstiti, rabbia e frustrazione sui volti dei volontari. E sui quotidiani del gruppo Gedi c'è la foto dei 2 alpinisti sfiorati dall'onda dei detriti, questione di attimi. E chi può dirlo, di destino. 2 alpinisti ieri si sono trovati letteralmente a un passo dalla tragedia. Accanto a loro è scesa la valanga di ghiaccio, neve e sassi che si è staccata dalla Marmolada, vicina ma lontana quel tanto che è bastato per non essere travolti, spaventati sicuramente, ma salvi. E ancora un articolo che descrive la difficoltà nell'identificare i 6 corpi all'obitorio. Tra le vittime ci sarebbero italiani e tedeschi, forse cechi. Mancano all'appello 2 guide alpine vicentine. Le salme sono state portate a Campitello di Fassa e Canazei, almeno 9 ricoverati. Come abbiamo visto, potrebbe essere stata coinvolta anche una comitiva che faceva un picnic a valle. Qualcuno ha visto una bambina. Insomma, non è ancora chiaro il perimetro delle persone coinvolte. 2 feriti portati all'ospedale di Belluno, uno è a Treviso in condizioni gravissime. Nel frattempo ci sono già le reazioni della politica, con il cordoglio di Draghi e del governo, che si dicono vicini alle vittime e ai soccorritori. Intervengono tutti i principali esponenti, i leader nazionali e regionali dei partiti, quindi abbiamo le parole del presidente della giunta regionale Luca Zaia, ma anche del segretario regionale del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella, e poi naturalmente i leader nazionali. C'è però un dato di cui tenere conto. Ieri era la giornata più calda sulla Marmolada, cioè è stato proprio ieri che la vetta della Marmolada ha registrato la temperatura più alta di questa stagione, 10,3 gradi alle 2 del pomeriggio, subito dopo la tragedia. Già dalle ore 11 il termometro segnava 10 gradi, un valore rimasto stabile nelle 3 ore successive.
e la notte precedente, pensate, la minima era rimasta sopra i 5 gradi, una condizione climatica e atmosferica di totale disequilibrio. C'è anche questo, secondo gli esperti, dietro ciò che è accaduto, e infatti i quotidiani del gruppo Jedi dedicano una paginata doppia a questo aspetto, gli effetti del caldo eccezionale sul ghiacciaio che si facevano sentire da giorni. Le avvisaglie del disastro, questo è il titolo, crepacci che si aprono e sotto cascate d'acqua. C'è il commento di Messner che dice: lo strato della Marmolada è sottile, le temperature sono troppo elevate. E Secchieri: il rumore dei torrenti sotterranei è stato sentito a 3300 metri. Sul Gazzettino le dichiarazioni di Messner che dice: la montagna risente dell'inquinamento, con il caldo globale i ghiacciai sono sempre più sottili e quando cadono vengono giù pezzi come grattacieli. Aggiunge anche Messner: un bravo alpinista non va sotto un saracco in questo periodo, l'arte dell'alpinismo sta nel non morire. Parole dure, parole forti, ma spiega e precisa Reinhold Messner che non sta dicendo che chi oggi era là è stato imprudente. Salire là lungo la via normale è un'abitudine per chi va in montagna da quelle parti. Un alpinista bravo però non va sotto un saracco in questo periodo, perché appunto l'arte dell'alpinismo sta nel non morire in una zona dove questa possibilità esiste, e per riuscirci bisogna tenere occhi e orecchie ben aperti, sempre. Purtroppo non è stato così. Sempre sul Gazzettino c'è l'intervista a Mauro Varotto, un geografo dell'Università di Padova, che parla di un evento imprevedibile sul ghiacciaio che soffre. C'è poca neve e le temperature sono troppo alte, ci sono punti pendenti che sono più esposti e il fenomeno potrebbe ripetersi ancora. Ad agosto è prevista una campagna glaciologica, ma un monitoraggio della montagna costante è impossibile. I volumi del ghiaccio si sono ridotti, certifica il geografo, ormai siamo a meno del 25% rispetto a un secolo fa. Cos'è un seracco? È un blocco di ghiaccio di grande taglia formato per fratturazione di un corpo glaciale che avviene quando si supera il limite di plasticità del ghiaccio. Questa fratturazione è legata a una rottura di pendio del substrato roccioso, o nel caso dei ghiacciai sospesi, della presenza di una parete rocciosa. Di solito sono costituiti da strutture a forma di torre o pinnacolo e possono essere di dimensioni variabili, da pochi metri a centinaia di metri nei ghiacciai di maggiori dimensioni. Per caduta di un seracco si intende il crollo improvviso di uno o più seracchi. I blocchi si frantumano e una parte del ghiaccio si può fondere e possono essere generate colate di detriti. Al contrario delle valanghe, questi crolli sono difficilmente prevedibili, in quanto non dipendono solo dalle condizioni meteorologiche e dal manto nevoso, ma dai meccanismi anche che regolano il movimento del ghiacciaio. Altri commenti: il racconto dal rifugio Castiglioni Marmolada, dove il gestore parla di un boato, poi l'onda che scende veloce, un'altra parte del seracco rischia di crollare a causa del gran caldo. Ci sono le parole del capostazione del soccorso alpino Attilio Bressan, che dice: in 30 anni di soccorsi non si è mai visto un fenomeno così, e aggiunge: mai sentito parlare di persone travolte dai seracchi. Infine le parole di Carlo Barbante, feltrino, professore a Ca' Foscari, dirige l'Istituto di Scienze Polari del CNR, che dice: l'effetto del climate change è quello che abbiamo di fronte, questi distacchi si ripeteranno. Con lo zero termico a 4800 metri le masse dei ghiacciai sono molto instabili. Insomma, questo è il quadro, almeno per il momento, almeno sui giornali di oggi, sulla tragedia della Marmolada. Continueremo a leggere le notizie anche nei prossimi giorni. Nel frattempo chiudiamo questa puntata di Sveglia Veneto con una notizia flash che arriva da Verona, dove il sindaco Damiano Tommasi è oggetto dell'attacco social con l'hashtag rubinetti aperti per l'ordinanza che limita l'uso dell'acqua potabile per fini domestici. Una notizia piuttosto incredibile. Comunque avete sentito bene, a Verona Damiano Tommasi è nel mirino dei negazionisti della siccità. Se ne vedono davvero di tutti i colori, ma per oggi la puntata di Sveglia Veneto finisce qui. Grazie per averla ascoltata
Io sono Jack Calcetto, noi torniamo a sentirci domani mattina con tutte le notizie e con la rassegna stampa dei quotidiani locali del Veneto e del Nord-Est. Nel frattempo, a tutte e tutti voi una buona giornata.